Rieccoci, siete corrispondere all'appuntamento del martedì 19:30, 20:25 con il sindaco. Abbiamo già 4 messaggi pronti, se Denis li legge, così vediamo le richieste dei nostri telespettatori, ovviamente per quanto riguarda la città di Padova, e al sindaco. Prego. Quali intenzioni e previsioni ha il Comune per il centro ingrosso Cina, considerati i numerosi sequestri nel corso degli anni? No, io ringrazio la Guardia di Finanza, Polizia Locale, tutte le forze dell'ordine, c'è controllo in continuo, per cui se c'è qualcosa che non va nel centro grosso Cina, ovviamente vengono sanzionati se questo è stato prodotto. Però è libero mercato, per cui non ho niente da dire, insomma, se c'è qualcosa di irregolare vi garantisco che la Guardia di Finanza fa controlli in continuazione. Bene, andiamo nel secondo, Denis. Le buche segnalate nell'ultima puntata non sono state sistemate, come le strade che continuano ad essere in pessimo stato, anche zona tangenziale. Come ho detto l'altra volta, l'assessore Michalissi ha a disposizione 11 milioni di euro. Chiaramente non è che con 11 milioni di euro facciamo tutte le strade, facciamo le strade più, in cui ci sono più buche, più problemi. A me piacerebbe molto sistemare tutto quanto a Padova, però vi ricordo che il bilancio di Padova bisogna stare attenti al costo del bilancio, per cui un po' alla volta facciamo tutto, specialmente in marciapiedi, in cui ci sono pericoli per gli anziani, per le mamme e via dicendo. E di volta in volta adesso stiamo sistemando tutto, anche segnaletica, come ho detto, segnaletica orizzontale, verticale. Chiaramente Padova è grande, noi cerchiamo di fare il massimo, anche chiudere le buche, anche se un po' tamponarle, però penso che sia abbastanza buono rispetto ad altre città. Non neanche avete idea cosa succede in altre città. Dopo siamo reduci dall'inverno. Oggi l'inverno è stato ovviamente importante sotto l'aspetto temperatura. Ad esempio oggi non è riuscito a fare niente, oggi è venuto giù un'acqua importante, per cui non fanno niente, si ferma, un po' alla volta facciamo. Io cerco di avere cura, l'amministrazione comunale cerca di avere il massimo cura dell'asfalto, anche perché vuol dire sicurezza e pericolo. Diamo un altro messaggio, Denis. Il Comitato No Rotaie e molte persone attendono ancora un confronto per il tram. Si stimano sui 10 milioni di manutenzione all'anno che viene fatta ogni mattina. Non so che numeri siano questi, non fa. Il Comitato No Rotaie il 72% della gente apprezza il tram. Primo. Secondo, abbiamo 440 milioni già finanziati e faremo il SIT 2 e il SIT 3. 3. Provate a togliere al tram alla sera, vedete cosa succede. Diventano furiosi. È un mezzo ecologico che funziona benissimo, in cui porterà 20 milioni di persone all'anno. Padova cambierà la viabilità totale, veramente cambia l'ambiente, cambia l'inquinamento. Io veramente faccio fatica a capire. Io capisco se uno ha un problema perché passa vicino alla casa, capisco il problema. Ma dove passa il tram? Vengono rivalutati gli immobili, perché è una comodità incredibile scendere e prendersi il tram. E con il nuovo, con le altre due linee di tram, vuol dire che uno va dappertutto col tram. Provate a pensare, e non ancora guardare l'orologio, passano in 3, 4, 5 minuti. È innovazione. Pensate, Londra, l'ho già detto, non faccio paragoni, ovviamente, Londra è Londra, Padova è Padova. Ma provate a pensare se Londra porta 1 miliardo e 250 milioni di persone all'anno. Provate a pensare, anche con la pandemia, non ha mai chiuso il famoso tube, la metropolitana. Perché è possibile? E se questo sarà per Padova, vuol dire che cambia la mobilità per Padova. Ovviamente col tram saranno rallentati anche i mezzi, per quanto riguarda i mezzi diesel. Arriveranno 66 mezzi in un anno elettrici. Veramente faccio fatica. Non è una logica politica. Io penso che i miei tecnici, i consulenti esterni, stanno facendo cose positive. Vi ricordo che il Ministero che ci ha finanziato ha detto che è un progetto splendido. Complimenti, avete fatto un'ottima cosa. Io capisco che siamo in un periodo delicato, ognuno dice il contrario di quello che dice l'altro, va benissimo tutto, però abbiamo 440 milioni. Vuol dire lavoro, tra parentesi, lavoro per tutti quanti, oltre ad avere una viabilità diversa.
Diamo un altro messaggio, Dennis. Sì, l'ultimo di questa serie. Non mi è piaciuto che il comune abbia pagato il pullman ai partecipanti alla marcia della pace di Assisi, e lo dice il signor o la signora Bernini. Non so rispondere, non lo so, non conosco. Ma se l'ha pagato il comune, dice che il comune ha pagato il pullman. Non lo so, ho detto, non lo so. Ah, non l'ho sentito, non lo so. Non lo so, non lo so. Non avevo sentito. Non lo so. Chiedo Venia, non avevo sentito. Non conosco. Non avevo sentito la risposta, si informerà il sindaco, domani eventualmente darà una risposta in merito. Dicevo prima della pubblicità, sindaco, che oggi sul giornale è uscita un'intervista che personalmente mi è piaciuta molto di Ragona, che ha detto sì, ci sono molte biciclette elettriche, quelle messe a disposizione ovviamente a pagamento con l'app, e anche quelli che vanno, che io li odio, non è che proprio li odio, insomma, però non è che mi piacciono, che sono i, come si chiamano? I monopattini, e che sono messi male nelle varie, e ha detto che cercheranno sicuramente di prendere i colpevoli, tra virgolette ovviamente, perché non è una grande colpa, però e cercherà che accada meno di tutto questo, e credo sia una bella cosa da parte dell'assessore Ragona nel fare questo. Sì, cerchiamo di educare più che i ragazzi, però vi ricordo che ogni sera chi in gestione monopattini in biciclette li mette a posto. Adesso stanno arrivando ancora moltissime biciclette monopattini, perché è molto usato dai ragazzi, e non solo dai ragazzi, è mobilità dolce, vuol dire che non inquinano. Chiaramente, ricordo sempre, va al rispetto uno dell'altro. Però ogni sera vengono messi a posto. Se voi vedete al mattina, spesso e volentieri, che parte presto, vedete che sono messi tutti quanti in ordine, perché è passato all'azienda, li raccoglie, li mette a posto, li mette in manutenzione, insomma, secondo me è migliorato moltissimo. Io giro in continuazione, secondo me è migliorato moltissimo. Chiaramente ho protesta da parte dei ciechi, perché è pericoloso, mamme, bambini, carrozzini, è vero, però un po' alla volta si stanno adeguando, e le aziende stesse sistemano la sera. No, sì, era una dichiarazione sì, sul capisco. giornale, tutto qui. Senta, poi c'è la bodycam, Padova, la città con il maggior numero di bodycam in dotazione alle agenti di polizia locale. Sono degli strumenti di ultima generazione che ovviamente vengono attaccati al corpo, si accende la lucetta rossa quando registrano, quindi il registrato può vederlo, e questo può fare da deterrente perché accadono cose spiacevoli. Questa è una bella cosa. Molto positiva, perché garantisce sia la sicurezza degli agenti, del cittadino che va a interloquire, e viene registrato. Eccole qua. È una cosa molto positiva. Tutti gli agenti saranno dotati. E anche una maggior sicurezza per gli agenti stessi, insomma. Gli agenti, non solo gli agenti, anche chi va a interloquire con la polizia locale. Qualcuno ogni tanto non è molto educato nei confronti della polizia locale, per cui deve stare attento, poi viene registrato, non c'è più, non l'ho detto, non l'ho fatto, attenzione. Per cui rispetto, solo la polizia locale fa un mestiere veramente importante, anche sotto l'aspetto del cerco di educare, di dare informazioni ai cittadini, è l'anello finale della catena dell'amministrazione comunale. E qui devo dire, io personalmente sono molto riconoscente del loro lavoro, perché spesso e volentieri trovo anche gente che si arrabbia per la multa presa, per qualsiasi cosa. Vi ricordo che loro fanno altro che mantenere la sicurezza dei cittadini, per cui massimo rispetto per il loro lavoro, e questo la bodycam aiuta moltissimo in questo senso. Ecco, vi ricordo fra l'altro che domani sera a Primus Inter Pares avremo ospite proprio il massimo esponente della polizia locale, dunque ci spiegherà tutte queste innovazioni. Senta, oggi lei ha fatto un post di solidarietà per quel bambino che è annegato, ogni volta dobbiamo raccontare qualcosa, lei ovviamente ha fatto le condoglianze alla famiglia in questi episodi, vuole dirci qualcosa in merito? È sconvolgente, cioè, veramente non so cosa dire, più di fare condoglianze, avere un bimbo, un ragazzo di 15 anni, insomma, annegato, non so come è successo, ovviamente non è Ci sono delle indagini in corso? Indagini in corso, non sta a me dire cosa è successo, penso che i genitori sia un dramma. Immagino. Senta,
Poi un'altra cosa molto bella, per il bando del PNRR Padova ha presentato 3 progetti, uno che riguarda la città della Valsugana, la riqualificazione energetica del Palachioene e il palazzetto per la federazione di pallamano, con un investimento di 3,9 milioni per Valsugana, 2,6 milioni per il Palachioene e 4 milioni per la pallamano, la curva nord dell'Euganeo. Belle somme insomma come investimento per quanto riguarda lo sport a Padova. Sono progetti. Progetti. Progetti Infatti ha fatto una richiesta. Che chiedono finanziamento, che l'assessore Bonavia ha fatto richiesta di finanziamento. Sono 3 progetti splendidi, uno per Rebbe e Valsugana, vuol dire completare tutta la città del Rebbe per quanto riguarda il Valsugana. 2 per quanto riguarda il Chioene. Il Chioene sotto l'aspetto energetico è un disastro, ovviamente costruzione vecchia, per cui si vuole riqualificare sotto l'aspetto energetico. Il terzo, sono anche molto interessato come tifoso, viene fatto con il pallamano, viene fatto il palazzetto per la pallamano a livello nazionale dietro la curva nuova, vuol dire replicare la curva, per cui chiudere completamente l'Euganeo in maniera definitiva. Chiaramente vuol dire fare una tribuna nuova, coperta, utilizzando l'attuale, come sempre, come l'altra. Praticamente sarebbe dove c'è la gradinata vecchia, quella. Esattamente, vuol dire circa 2000 posti, per cui dovrebbe dire fare veramente, chiudere il famoso fare tipo anello questo stadio. Vuol dire, però ripeto, non voglio vendere, abbiamo chiesto il finanziamento che sono, non dico tranquillo e sicuro che arriverà, ma abbastanza, perché vuol dire che la Federazione Pallamano Nazionale avrà sede qui. Questo è un plus vincente per quanto riguarda il finanziamento. Senta, poi, e lo sapremo poi tra 60 giorni, no? Tra tanto tempo. Sì, senta, per quanto riguarda Leroy Merlin, dovevano iniziare i lavori, inizieranno a breve? Penso sia una conferenza stampa dell'assessore Colasio a brevissimo, in questi giorni qua, perché iniziano i lavori, non mi ricordo quando. Dovrebbero iniziare a breve tempo, insomma. Non c'è nessuna cosa che ostacoli, decisione di loro, chiaramente. Perfetto, non so, chiedo alla regia se abbiamo un messaggio, quelli qua arrivano, iniziamo con il primo. Buonasera, abito in via Pozzoveggiani al Civico 15, quindi prima del cavalcavia. Da quando è stata fatta la rotonda il traffico è raddoppiato. È impossibile mettere dei rallentatori? Grazie e buonasera, Laura. Che il traffico sia raddoppiato mi sembra un po' strano. Vi ricordo che i rallentatori non sono previsti, non si possono mettere i famosi dossi di plastica, si possono rialzare le strisce pedonali. Io capisco che possa essere aumentato il traffico, noi cerchiamo di, anche tramite la polizia locale, sanzionare, stare attenti a tutto, però è impossibile mettere poliziotti o polizia locale per tutto, ma al massimo è vero che la gente va veloce, perché le macchine sono migliorate, sono a livello qualitativo, e spesso volentieri anche dove c'è 30 all'ora uno va a 50-60, non si rende conto. Bisogna che la gente sia attenta, sia un aspetto di sicurezza. Cerchiamo di fare il massimo. Lei va piano, immagino, lei è uno che va piano. Vado piano per forza, ho una ciclometro elettrica, vado in centro, però ogni tanto devo dire. Le chiedo perché così. Ma uno non si rende neanche conto, ma non c'è traffico. Con le macchine d'oggi è anche facile sfuggire alla bassa velocità, Esattamente. Insomma, è anche facile. Andiamo con un altro messaggio, Tennis. Egregio sindaco, davanti alla scuola inglese al Forcellini, per 2 volte al giorno le piste ciclabili vengono invase dalle auto dei genitori. È una situazione incivile e pericolosa. Va risolta. Saluti. Questo arriva puntuale oggi. Va risolta facendo in modo che loro facciano, che la scuola inglese faccia il parcheggio interno. Ci stiamo lavorando assieme perché avvenga questo. È vero, hanno ragione, non si possono parcheggiare le macchine fuori, non si può impedire. Spesso volentieri come fanno non solo lì, anche in altre parti della pista ciclabile. Ci stiamo lavorando con loro per evitare che questo accada. Bene, andiamo con un altro messaggio. Dennis. Buonasera, segnalo sporcizia al piazzale del Metro Park vicino alla stazione. Grazie. Sì, mi dispiace, non è nostro, nel senso del Ferrovie dello Stato, mi ha fatto bene a dirmelo, farò in maniera tale di attivarmi e fare presente questo non va bene, sporcizia, però non è nostro come parcheggio. Mi attiverò con le ferrovie. Andiamo con il quarto, Dennis.
Salve Sindaco, bella la manifestazione dei Navigli sul Piovego, ma per favore pensate anche ai residenti, la prego. Allora, i Navigli, sotto l'aspetto acustico, sono in piena regola, controlliamo in continuazione. Abbiamo impedito il passaggio tra i Navigli e il portello, mettendo un blocco in maniera tale che le persone vadano bello in Navigli, devo tornare indietro o vanno in via Venezia. Chiaramente chi lavora per il portello non è contento perché dice c'è meno gente. Noi cerchiamo di stare attenti a tutto, cerchiamo di ottemperare a tutti quanti, abbiamo rispetto per chi deve dormire. Siamo una città universitaria, abbiamo 61.000 studenti più tutte le nuove matricole, 24.000 matricole. Oggi ho visto una ragazza appena arrivata a Padova, senza far nomi, è venuta a trovarmi per altri motivi, viene da Piacenza, è entusiasta di Padova, perché è una città giovane, che è vivace, piena di turisti, piena di iniziative. Non tutti sono anziani come lei, è vero? Giovane per merito loro, è vero, non ho per merito degli studenti. È una città giovane, quando uno ha 61.000 studenti, più 24.000, più 40.000 di scuole medie e superiori. Infatti guardavo me stesso. Ecco, ovviamente. È bellissimo, io essendo dall'ufficio, vedo una città straordinaria, piena di turisti, piena di gente, e poi tutte che dicono quanto è bella Padova. E non è merito mio, che sia chiaro. È solo dire la verità, Padova è una città splendida, sono tutti aspetti. Senta, a me è arrivato un messaggio che mi chiedeva per via delle asfaltature, lei prima ha detto, dice che prima o poi faranno tutte le strade, però ci sono delle strade che hanno davvero diverse zone con la buca, ci scrivono anche via Pellizzo, qui vicino via Pellizzo, che è piena di buche. Domanda, c'è una tabella dove verranno indicate le strade, così la facciamo vedere durante questa... È tutto ovviamente codificato come investimento, non è che vanno a caso, per cui tutti i famosi 11 milioni sono pianificati totalmente, anche che di solito cerchiamo di avvisare. Se c'è già un sito dove si può sapere dove verranno asfaltate le strade, che inizialmente mi sembra chiedono, c'era su Padova.net dove venivano asfaltate, c'è ancora, chiedono oppure no questo sito? Io l'ho visto anche qua, francamente che c'era, penso che ci sia ancora, questo non lo so, perfetto. Però onestamente non lo so. Noi cerchiamo anche di avvisare per quando vengono fatti gli asfalti, i negozi, le abitazioni, in modo tale che sappiano che viene fatto il lavoro. Ogni tanto sbagliamo, cioè, vi garantisco che non è molto facile, devo dire che sono bravi chi lavora. Senta, prima della pubblicità un altro messaggio è arrivato, mi chiedono le chiuse di Volta Barozzo, è possibile, mi dice non è responsabilità del comune, ma è possibile fare pressione che venga pulita quella roba lì, perché è davvero un'indecenza? Lo facciamo in continuazione, anche se non è compito nostro, lo so perfettamente, lo vedo, l'assessore Galani, chiaro, si deve fare in continuazione. Non è che tutto quanto è responsabilità del comune. No, ma in effetti lo so. Nel genere civile credo che noi chiamiamo, ci attiviamo, facciamo, però anche il taglio dell'erba spesso volentieri non è nostra competenza. Vi ricordo che quando io capisco tutti quanti, l'altra sera ero la Paltana, dice ho la mia strada che è tutta piena di buche, è privata. Non possiamo fare cose dove sono strade private, anche se io non capisco. Quello del genere civile è brutto a vedere anche, sindaco. Lo so, loro intervengono anche, però sembra proprio una brutta cosa perfettamente d'accordo. Ecco, mi attivo per far sì che venga fatto ancora, però penso che l'assessore abbia già fatto. Certo, andiamo in pubblicità.